Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuti a Pozzale di Cadore. Siamo poco sopra l'abitato di Pieve e sto cercando di raggiungere il rifugio Antelao. Quindi venite con me che anche oggi ci saranno cose belle da vedere. Vamos, let's go! Allora, appena il sentiero si fa serio, ho incontrato Alessandra e Paola che hanno deciso, tanto quanto me, di inerpicarsi di qua. Dove tira di più? Ce la faremo? Ce la faranno? Dai, l'intenzione c'è. Si va. Questo sentiero che ho scelto è abbastanza impegnativo, ha una bella pendenza ed è stretto. Questo periodo ovviamente con i ramponcini è la scelta migliore e si fa sentire. Adesso arriviamo in Forcella Antracisa fra un bel po' e si va. Costa Nuda, siamo a 1540, la salita va su in maniera simpatica, intelligente, furba e manca un po' alla Forcella Antracisa, ma io mi sto divertendo. Ma adesso scende di qua e là, oltre l'infinito. Vamos! Signori, eccoci qua ai 1693 metri di Forcella Antracisa per il rifugio Antelao. Si procede. Noi siamo saliti dal 253 che sale di qua. Qui si ricollega con la strada carrabile che arriva su da Pozzale. Su dritto si arriva al rifugio.
rifugio Antelao. Eccoci arrivati. Ciao Livio, alla prossima, grazie, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, al rifugio Antelao, spettacolo, Livio, gestore eccezionale, mangiato bene, bevuto ancora meglio e adesso si può ridiscendere e vedrò un po' cosa inventarmi, se scendere dalla strada normale, chiamiamola così, o inventarmi qualche altro sentiero. Intanto devo tornare per forza giù verso la Forcella Antracisa. Ecco, allora salutiamo le Marmarole, scendiamo e alle Marmarole do un arrivederci, a presto, perché avverto delle voglie, ecco. Però sarà una sorpresa. Le mie voglie sono sempre una sorpresa. Però guardatevele lì. Ammirate le Marmarole. Forse ci torneremo. Intanto vamos, scendiamo. Siamo tornati alla Forcella Antracisa. Di là si scende per Prapiccolo. E visto che noi siamo saliti da 253, andiamo verso il 250, quindi di qua facciamo la strada carrabile. Dalla parte di qua possiamo ammirare gli spalti di Toro. La strada qui sale leggermente, però la via del ritorno è questa. Qui sotto il paese di Pozzale. Arrivati a questo bivio, prima di scendere prendo sulla sinistra dove c'è questa baitina e saliamo ancora. Spettacolo.
si scende dal 250 giù dritti fino a Pozzale. Eccoci arrivati dove questa mattina avevamo abbandonato la strada principale del 250 per rimetterci nel sentiero denominato La Corte. Abbiamo fatto un piccolo anello, veramente divertente, e adesso pronti a tornare in paese per tirare le conclusioni anche di questo bellissimo percorso. Eccomi tornato in paese, a Pozzale, qui in Cadore. Abbiamo fatto la salita 253 per salire su al rifugio Antelao. Abbiamo visto le meravigliose Dolomiti, gli Spalti di Toro e le Marmarole. Siamo scesi da 250 per la mulattiera. Abbiamo fatto 14 km, 1000 metri di dislivello, e per oggi vi saluto da qui, da Pozzale, dal Cadore. Fatemi sapere come sempre nei commenti qui sotto le solite cose belle. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!